Treviso. Rieccoci in diretta in edizione straordinaria, ancora il nostro racconto continua. Fra poco daremo la linea a Venezia, alla Basilica di San Marco di Venezia, per assistere alla Messa delle Ceneri con il Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Nel frattempo però vedo collegato, credo da Mestre, il nostro Filippo Fois, che è insieme al vicepresidente dell'Associazione Veneziana, al vice direttore, scusate, dell'Associazione Veneziana Albergatori. Filippo Fois, a te. Grazie Nicola. Dunque sì, l'ospite l'hai già presentato, è Daniele Minotto, vice direttore dell'AVA, l'azienda veneziana Albergatori, che ci dà proprio il polso della situazione di una situazione per l'appunto drammatica oramai a Venezia. Quanto sono occupati gli alberghi? Allora, in questo momento ci siamo a un livello del 50% di occupazione. Purtroppo la settimana è iniziata con le disposizioni della Regione condivise con il Ministero e di conseguenza si è propagata un effetto panico ingiustificato, dove sono arrivate veramente tante disdette da parte dei nostri ospiti, compresi anche quelli che erano già nelle nostre case, che hanno chiesto di poter lasciare Venezia in preda a chissà quale forma di paura, che però appunto la città è totalmente agibile, quindi non c'è giustificazione. È un effetto panico totalmente immotivato, anche perché lei mi ha detto che addirittura arrivava dalla Lombardia. Ma guarda, ci sono persone che arrivavano dal Trentino Alto Adige, dalla Lombardia, e si sentivano paura a affrontare il viaggio e venire nella capitale veneta con il rischio di avere chissà quale rischio da dover correre. E noi abbiamo spiegato, guardate, che sono delle misure meno restrittive di quelle che ci sono previste in Lombardia, non abbiamo il coprifuoco delle 18 e il Trentino si è adeguato esattamente nella giornata di domenica alle stesse identiche misure della Regione Veneto. Quindi persone che addirittura possono arrivare in macchina, quindi se hanno il dubbio di prendere mezzi pubblici potrebbero anche venire con mezzi propri. Quindi veramente si è creata una psicosi ingiustificata, perché la città è vivibilissima, purtroppo con pochi turisti, e quello sicuramente sì, perché aver visto il Martedì Grasso con la piazza San Marco deserta credo che sia un evento quasi storico, perché chi lavora su Venezia sa bene che in quei giorni non era neanche possibile transitare la città, fare un appuntamento fuori dall'ufficio era quasi impossibile. Voi siete preoccupati soprattutto in previsione futura dei prossimi mesi? Sì, perché noi oltretutto arriviamo da un periodo veramente difficile, che è stata l'acqua alta del 12 novembre, dove con il Carnevale contavamo di avere una ripresa delle attività. C'è stata fino al penultimo weekend, siamo arrivati a un livello di occupazione del 95%, non numeri come quelli degli anni precedenti, durante la settimana meno, ma oggi se dovessimo fare una proiezione in questo istante nel periodo di aprile, di maggio o addirittura il mese di marzo, le prenotazioni sono praticamente a livello zero. Quindi per carità è cambiato il modo di prenotare, quindi la gente prenota all'ultimo momento, per quello se c'è una risposta corretta siamo sicuri che si può correggere, però in questo caso il rischio è davvero che... Siamo proprio a zero in questo momento. In questo momento quelli che avevano prenotato hanno rinunciato, ovviamente uno zero matematico non può essere, però se io faccio una media di quelli che sono i nostri soci, sono più di 400 aziende, in questo momento oggettivamente alcuni stanno pensando di fare anche una sospensione dell'attività. Oggi ne abbiamo ragionato con molti. Ecco, più di 400 aziende in totale, conteggiando anche l'indotto, sono 25.000 persone che lavorano in questo settore tra Venezia e Mestre, alcuni rischiano anche il posto di lavoro. Certamente, se si protrae questo tipo di situazione, appunto venendo da un periodo difficile, o si innescano dei meccanismi di ammortizzatori sociali, compreso il fatto che noi ad esempio abbiamo molte aziende che sono sotto i 5 dipendenti, quindi non possono beneficiare dei provvedimenti del Fondo di Integrazione Salariale, o comunque un'estensione che sia significativa per poter evitare di farci perdere delle professionalità, perché è ovvio che se per mesi ci troveremo ad avere le aziende che funzionano al 30-40%, e anche l'organico necessario verrà ridotto di conseguenza. C'erano alcuni albergatori che avevano appena terminato di rimettere a posto l'hotel dall'acqua alta di novembre. Dopo un estenuante lavoro tanti avevano finito, tanti si erano proprio preparati per il Carnevale, forzando anche i tempi con gli appaltatori, con tutte le aziende che dovevano garantire il termine dei lavori, per iniziare quella che noi è l'apertura della grande stagione, perché Carnevale, Pasqua, la Biennale, e quindi con questo oggettivamente c'è stata un'esposizione, ci sono stati aiuti sicuramente, ma non di certo sufficienti a ristorare quelli che sono stati i costi che hanno sopportato le nostre aziende. Poi per concludere al governo chiedete che la zona rossa comprenda anche Venezia.
che la zona rossa diventi una zona di buonsenso, nel senso che tutto quello che è il territorio che viene coinvolto e sicuramente l'intera città di Venezia, ma mi permetto anche di aggiungere per i colleghi anche il resto del territorio della regione, possa essere considerato un'area di crisi, per il fatto che se noi riusciamo ad avere un supporto per almeno qualche mese su moratorie di mutui, sulle scadenze fiscali, quelli che sono gli adempimenti, quei costi che oggi non si riesce a poter sopperire, appunto anche perché sono appunto 5 mesi che non stiamo incassando, con quello certi che il virus dovrebbe per forza di cose con la primavera andare a perdere la sua virulenza e quindi non essere più un problema, e con una forte campagna di immagine positiva nei confronti del nostro territorio, della nostra splendida città, possa ripartire, e quindi anche le nostre aziende, che io faccio solo un numero, come hotel 8.000 lavoratori diretti ma anche 2 miliardi di fatturato l'anno, siamo già 5 mesi li abbiamo bruciati, andiamo 7-8, si parla di 1 miliardo di euro che non arriverà, non saranno tasse, non saranno contributi. Forse è necessario che le istituzioni facciano davvero un pensiero su un investimento per garantire la continuità del territorio. Grazie, avete sentito quindi cifre importanti, importantissime anche qui. Se non ci sono domande da studio noi vi restituiremo la linea. Grazie, allora grazie a Filippo Fois, grazie a Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. È un comparto ovviamente quello probabilmente più colpito. In mezzo a tanto, chiaramente a tanti problemi, una nota positiva viene da Verona, perché Verona Fiere conferma le date della 54esima edizione del Vinitaly, che sarà regolarmente in calendario nella terza decade di aprile, da domenica 19 a mercoledì 22. È vero che è aprile, ma è comunque un segnale importante. La decisione è frutto anche di un'attenta analisi dei dati disponibili, oltre che dell'ascolto delle posizioni degli stakeholder e del mercato, incluse le associazioni di settore. È stata adottata oggi pomeriggio dalla CDA di Verona Fiere. Quella dell'ente espositivo è stata una decisione concertata, tra l'altro, con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e con il sindaco di Verona Federico Sbuarina. Il mondo del vino italiano già in passato ha dato un segnale positivo di svolta. Verona Fiere è convinta, dice la nota di Verona Fiere, che anche in questa occasione il settore potrà contribuire alla ripresa della nostra economia e a rilanciare un clima di fiducia nel paese, ha detto il direttore generale Giovanni Mantovani. Quindi Vinitaly ci sarà. Direi, Nicola, se ci aiutano dalla regia, dovrebbe essere pronto il servizio al posto di blocco di Vo con le interviste, sempre di Federico Fusetti, quindi non quello che avevamo visto, è esattamente proprio questo. Allora, andiamo velocissimi prima di collegarci poi con la Basilica di San Marco per la diretta della messa del Patriarca. Vediamo. Il PC e la collega che lavorerà da casa. Infatti sembrava una borsa da PC e che è costretta a lavorare. Costretta a lavorare da casa. Vi siete salutati da lontano? Salutati, esattamente, lei e il marito lavorano nella stessa azienda e quindi sono tutti e due in quarantena. Riuscite, di cosa vi occupate il settore, posso chiedere? Siamo una software house. Riuscite, quindi è quindi ce la fate? Sì, ce la facciamo. La maggioranza dei dipendenti sta lavorando da casa. Di quelli che sono dentro la zona rossa? No, anche quelli da casa. Quindi per voi non è una cosa diversa dal solito? No, non è una cosa diversa dal solito, siamo un'azienda di servizi per cui ci siamo organizzati. Senta, cosa vi dicono i colleghi che sono dentro? Preoccupati, però insomma sono fiduciosi che passi questo periodo di quarantena e quindi siamo tutti fiduciosi che passi. Anche per lei magari fa un po' effetto venire, lasciare il materiale. Sinceramente ero pronta perché avevo già visto, voglio dire, in TV i vari servizi, per cui insomma sì, non è nulla di che. Abbiamo anche i colleghi che sono nella zona rossa a Codegno, quindi voglio dire sono fermi là, perché abbiamo diverse filiali per cui sono anche là fermi. Sono andato a chiedere un'informazione ai carabinieri perché io ho un negozio a Bastia di pet per animali e a voce sono dei miei clienti che mi hanno chiamato oggi chiedendomi, siccome loro hanno dei gatti con animali con patologie, quindi hanno bisogno di crocchette veterinarie, mi hanno chiesto se era possibile fargli avere la consegna. Sono andato a chiedere se è possibile che facciamo lo scambio qua nel cambio del... Quindi lei porta qui le crocchette e qualcuno le viene a ritirare. Esatto, tutto qua. Domani a mezzogiorno e mezzo lo faremo. E questo è un modo per far continuare a girare l'economia per quanto si può, oltre ovviamente a aiutare i clienti. Quello che è possibile, insomma, cerchiamo di andare, anche perché comunque tutta la zona, adesso è chiuso Vo, ma comunque tutta la zona sta soffrendo dal punto di vista della problematica economica, diventa un po' un peso per tutti. Speriamo la situazione si evolva velocemente. Queste le voci da Vo Euganeo, raccolte da Federico Fusetti. C'è un'altra notizia importante. Sì, la giornata di oggi fa registrare in merito alla buona notizia della seconda dimissione di un paziente.
affetto da coronavirus, ricoverato nei giorni scorsi dall'azienda ospedaliera di Padova. La persona in questione fa parte del cluster riferimento di Vo Euganeo ed era risultato positivo al test il 22 febbraio scorso, proprio quando abbiamo iniziato le nostre dirette straordinarie. Dopo la dimissione il paziente è stato posto in isolamento a casa come previsto poi per le 2 settimane, ma comunque seconda dimissione, ieri una 47enne di Padova, oggi sempre un uomo di Padova del cluster di Vo Euganeo, dimesso e ora in isolamento a casa. Allora, dovremmo avere pronto, e lo vedo ecco, nel preview, il servizio realizzato da Christian Arboit a Treviso, dove è stata completata, insieme nei vari ospedali del Veneto, anche all'ospedale di Treviso è completata l'installazione delle cosiddette tende che vengono realizzate, vengono installate per precauzione nelle vicinanze appunto degli ospedali. Allora vediamo la situazione a Treviso. Noi ci hanno chiesto la regione di montare 2 tende qui a Treviso e le stiamo montando, stiamo finendo adesso, montiamo i riscaldatori e le tende sono a posto. Quanti uomini e mezzi sono coinvolti? Qui siamo una decina di volontari, in 2 orette le abbiamo montate. La prima tenda è stata allestita per essere un ambulatorio completo, compreso anche di cablaggio, rete dati, linee telefoniche e tutto. La seconda tenda, che è quella dove siamo adesso, potrà essere invece attrezzata così come richiedono le necessità. Possono arrivare fino a contenere 10 posti letto, ma possono anche contenere macchinari, possono anche contenere possibilità di sistemi di gestione, linee telefoniche, dati anche su questa linea, a seconda di quelle che sono le necessità dell'azienda. Ecco le 2 tende allestite in tempi record all'esterno del pronto soccorso del Cafoncello a Treviso, pronte per ogni evenienza. A montarle i volontari della Protezione Civile dell'ANA, alcuni operatori del SUEM 118 e la squadra di manutentori dell'ospedale. Il materiale da dove proviene? Il materiale sono state utilizzate le tende provenienti dalla Protezione Civile, tutto il resto del materiale sia per gli allestimenti che per le dotazioni che per i cablaggi arrivano invece dall'azienda USL 2. Copione simile negli altri nosocomi della Marca, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto, mentre per Oderzo e Conegliano per l'allestimento bisognerà attendere le prossime ore. Cablate e riscaldate sarà la direzione sanitaria a disporre l'eventuale utilizzo a seconda dell'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Sono a disposizione della direzione medica che li utilizzerà secondo le necessità. Queste sono delle valvole di sfogo a disposizione. Questa è la situazione a Treviso, ma è così un po' in tutti gli ospedali del Veneto, come abbiamo potuto appurare, la disposizione appunto delle tende. Ricordiamo, fra pochi minuti ci collegheremo con la Basilica di San Marco per vedere in diretta, per farvi assistere in diretta alla Messa delle Ceneri, celebrata, ecco le splendide immagini dell'interno della Basilica di San Marco, grazie, così le vediamo, la Messa delle Ceneri celebrata dal Monsignor Francesco Moraglia, perché come avete capito, insomma, perché tutti i fedeli possano comunque partecipare, anche se da casa, attraverso Antena 3 e Rete Veneta, a questa importante funzione. Ci sarà poi anche domenica 1 marzo alle 11 la messa dalla Basilica della Salute, una esigenza importante perché appunto questa settimana l'ordinanza ha imposto di non realizzare le funzioni religiose con le persone, quindi di fatto a porte chiuse, ma c'era la necessità di far partecipare la gente. Come sapete l'appello è stato quello di pregare in casa, ma ecco c'è questa possibilità che vi diamo fra pochi minuti di assistere alla messa delle ceneri. Nel frattempo stiamo anche cercando di verificare con certezza, per avere l'ufficialità di quel caso di cui parla il Gazzettino di Venezia, cioè il caso di un paziente, di una persona che sarebbe contagiata a Chioggia, ma è da capire appunto, e questo soltanto l'ufficialità del canale istituzionale regionale ce lo potrà dare, per capire se si tratta appunto di un caso che è fuori dai cosiddetti cluster ufficiali oppure all'interno dei cluster ufficiali, perché appunto potrebbe essere una persona che risiede a Chioggia ma che fa parte ad esempio dei focolai già presenti. Tanto per dire questo, uno degli operatori sanitari del cluster di Venezia è di Cavallino Treporti. Allora, oggi c'era sui social anche
la notizia di questo paziente, di questa persona positiva al tampone di Cavallino Treporti, ma non è un nuovo caso, rientra all'interno dei cluster, quindi bisogna capire se... Questo verifica appunto anche perché prima non riuscivamo a collegarci con il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro, anche in questo caso come sempre diciamo i sindaci lo hanno denunciato in questi giorni, arrivano dopo di noi anche se devono essere avvertiti diciamo, come autorità sanitarie del territorio ma in casi estremi. Ma appunto siccome la comunicazione ufficiale passa attraverso i nostri canali, la Regione fa sapere a noi appunto quello che deve essere comunicato con correttezza. La polemica continua intanto sul provvedimento l'Eurocamera del Parlamento europeo, lo sapete, le direttive del Parlamento europeo relative alle misure di prevenzione del coronavirus, così come sono state predisposte, sono del tutto inefficaci, oltre che discriminatorie verso l'Italia. È una nota della delegazione della Lega all'Eurocamera. Abbiamo scritto ai questori e al segretario generale del Parlamento per manifestare le nostre perplessità verso un provvedimento che si basa su valutazioni errate e alquanto diverse, sia dal modo in cui le autorità italiane stanno affrontando l'emergenza, sia dalla modalità espresse da altre istituzioni europee. La polemica politica insomma si affianca un po' alla situazione emergenziale un po' in questi momenti. Ed ecco le immagini in diretta, credo quasi ormai da Basilica, anzi senza quasi, ormai in diretta dalla Basilica di San Marco, lo abbiamo detto, in accordo con il Patriarca Francesco Moraglia, Antena 3 e Rete Veneta questa sera dalle 18 trasmettono la Messa delle Ceneri, è proprio Francesco Moraglia a officiarla e così accadrà anche domenica alle 11 dalla Madonna della Salute, sempre in diretta su Antena 3 e Rete Veneta. Lo ricordiamo ancora una volta, un luogo simbolo, quello della Madonna della Salute, ora che si combatte con questa emergenza del coronavirus che spaventa molti. Ricordiamo, siamo fermi a 71 contagi nell'intera giornata di oggi e un tentativo di tornare alla normalità. Continueremo a seguire ancora nelle prossime ore. Vi ricordo che alle 19:30 sarà qui ospite il governatore Luca Zaia, ospite degli studi di Antena 3. Vi leggo, scusate, appena arrivato un altro comunicato. Il presidente Zaia: le preoccupazioni degli imprenditori sono le nostre, i competitor internazionali non ignorino che il virus non è arrivato in Veneto ma in Europa, così dice il governatore Zaia. Vi ricordo, tra un'ora e mezza sarà qui e quindi ha scritto a tutti i ministri, vedo, una lettera che ora leggeremo poi nel corso della diretta dalle 19:30. Ora Nicola, diamo linea alla Basilica, di San Marco. Torniamo in diretta dunque ancora ad aggiornare con la nostra edizione straordinaria, gli 87 contagiati in Veneto è il bilancio totale. Sapete appunto anche delle novità che riguarda l'area del Trevigiano. In relazione al decesso avvenuto ieri, leggiamo gli ultimi aggiornamenti, avvenuto ieri di una 75enne ricoverata nell'unità operativa di geriatria all'ospedale Cafoncello, di cui adesso andremo a vedere un altro servizio. È pervenuto l'esito di 30 tamponi effettuati sulle persone venute a contatto con la paziente nell'ambito ospedaliero e residenziale. Sapevamo appunto della badante, dei vicini di casa, come abbiamo raccontato, a Paese. 18 i tamponi risultati negativi, 12 quelli positivi. Le positività si riferiscono a 10 operatori del Cafoncello, 4 medici, 2 infermieri e 4 OSS. Operatori sociosanitari, alla badante dell'anziana e a un contatto stretto residente nello stesso condominio. Tutte le 12 persone positive, 11 delle quali residenti nella Marca e una nel Bellunese, sono attualmente asintomatiche, non hanno sintomi tutte queste persone. Per loro è scattato l'isolamento domiciliare e saranno monitorate dal servizio di igiene pubblica. I test sono stati effettuati nella microbiologia di Treviso. Tra poco riaggiorniamo ancora su questo. Dunque andiamo a vedere come l'allestimento delle tende agli ospedali della Marca sia andato avanti nella giornata di oggi. Noi ci hanno chiesto la Regione di montare 2 tende qui a Treviso. E le stiamo montando, stiamo finendo adesso, montiamo i riscaldatori e le tende sono a posto. Quanti uomini e mezzi sono coinvolti? Qui siamo una decina di volontari
in 2 orette le abbiamo montate. La prima tenda è stata allestita per essere un ambulatorio completo, compreso anche di cablaggio, rete dati, linee telefoniche e tutto. La seconda tenda, che è quella dove siamo adesso, potrà essere invece attrezzata così come richiedono le necessità. Possono arrivare fino a contenere 10 posti letto, ma possono anche contenere macchinari, possono anche contenere possibilità di sistemi di gestione, linee telefoniche, dati anche su questa linea, a seconda di quelle che sono le necessità dell'azienda. Ecco le 2 tende allestite in tempi record all'esterno del pronto soccorso del Cafoncello a Treviso, pronte per ogni evenienza. A montarle i volontari della Protezione Civile dell'ANA, alcuni operatori del SUEM 118 e la squadra di manutentori dell'ospedale. Il materiale da dove proviene? Il materiale è stato utilizzato, sono state utilizzate le tende provenienti dalla Protezione Civile, tutto il resto del materiale sia per gli allestimenti che per le dotazioni che per i cablaggi arrivano invece dall'azienda USL 2. Copione simile negli altri nosocomi della Marca, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto, mentre per Oderzo e Conegliano per l'allestimento bisognerà attendere le prossime ore. Cablate e riscaldate sarà la direzione sanitaria a disporre l'eventuale utilizzo a seconda dell'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Sono a disposizione della direzione medica che li utilizzerà secondo le necessità. Queste sono delle valvole di sfogo a disposizione. E allora, così avete visto da Cristian Arboit in questa cronaca della giornata. Volevo andare a Paese, il sindaco Katia Uberti dopo il vertice in prefettura oggi, sapete anche già ieri sera era in collegamento con noi a pochi minuti dopo aver saputo del decesso della 76enne che era residente nel suo paese, Luciana Mangiò, ma ricoverata al Cafoncello dal 7 febbraio. Vediamo Katia Uberti oggi. Bene, tutto sommato paese nella normalità come ieri, non è necessario alcun cintura di cordone sanitario, quindi siamo tranquilli. I casi sono isolati, sono 4 i contatti che sono presi in esame e quindi sono 2 badanti e i 2 vicini di casa, una badante che prestava servizio H24 e un'altra che la sostituiva nei giorni di febbre. Quando sono attesi? Credo nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Quindi per quanto riguarda Paese nessun tipo di provvedimento? No, assolutamente, quindi siamo fiduciosi e non ho alcun problema in questo senso. No, perché non ha una rete familiare a Paese, gli unici familiari vivono a Genova e quindi questi sono solo i contatti, sono appunto questi 4. Gli è stato spiegato come ha preso il virus? No. Sei in ospedale? Era già patologicamente precaria, nel senso che era ricoverata in geriatria. Da quanto tempo? Dal 7 di febbraio. E quindi può averlo preso lì? Le condizioni e poi c'è stato il decesso, ecco. Quindi potrebbe essere stata contagiata in ospedale? O dalle badanti, adesso è da valutare questo, stanno verificando le cose. Seguita anche in ospedale? Sì. Ma le badanti sono di Paese, abitano a Paese? Una conviveva con la signora e anche l'altra vive nel paese, sì. E sono le uniche sottoposte a controlli? Non ci sono stati Loro 2 e i 2 vicini di casa che sono gli unici che frequentavano la donna e quindi sono una coppia di coniugi e quindi sono in osservazione. Qual è il clima a Paese? C'è un po' di tensione? C'è un po' di psicosi proprio dovuta a questa stampa, queste notizie eccetera. Sto cercando di tranquillizzare per quanto è possibile il cittadino perché comunque, ripeto, è tutto sotto controllo, ci affidiamo alle autorità sanitarie. E ho chiesto adesso anche al prefetto se è necessario adottare misure di emergenza, ha detto assolutamente no, quindi come tutti gli altri comuni proseguiamo e siamo in attesa. Ecco, siamo in attesa anche di sapere se le scuole rimarranno chiuse anche settimana prossima. Quello sarà una decisione del provvedimento tra il Presidente Luca Zaia e il Ministero, quindi staranno valutando durante questa settimana e aspettiamo di sapere se ci sono proroghe di ordinanze. Alla fine è tutto contenuto, sta creando veramente allarmismo e psicosi. Il virus peggiore è proprio questo qui, della paura che si sta dilagando all'interno delle comunità, vedendo i bar, le attività, cioè si sta creando un danno veramente, quindi io mi auspico che possa riprendere tutto la vita sociale normale quanto prima. Lei ha visto cambiare le cose oggi a Paese, ha visto meno gente in giro? Ecco sì, meno traffico, sì, qualcosa sì, perché ovviamente adesso la gente ha un po' paura, però ripeto, spero si ritorni a una vita sociale comune, quotidiana quanto prima, ecco, e che si riaprano le scuole, tutta una vita normale, perché
Ripeto, è un virus dell'influenza che, come spesso colpisce chi? Le persone anziane più cagionevoli, perché casi giovani, di bambini, di persone più adulte non ce ne sono state. Quindi ecco, ripeto, la signora aveva una condizione clinica fortemente compromessa e diciamo che non è una morte, a mio avviso, causata dal coronavirus, è con il coronavirus. Diciamo. I badanti e i vicini? Stanno bene, sono sotto controllo, so che sono stati convocati appunto per capire se... Sono a casa o in ospedale? No, non lo so, credo abbiano fatto il tampone e poi in base all'esito sarà cura dell'azienda ULSS metterli in isolamento domiciliare oppure no. Ha avuto contatti con il governatore Zaia? Sì, mi ha chiamato ieri sera, dando la disponibilità se c'era necessità, però ripeto sì. Stiamo tranquilli, io sono la prima, un po' di preoccupazione c'è, però non ci spaventiamo oltremodo, ecco, tutto qua. E vi ricordo appunto 30 i tamponi poi effettuati, 12 quelli positivi e si tratta di 4 medici, 2 infermieri, 4 operatori sociosanitari, la badante dell'anziana è un contatto stretto residente nello stesso condominio, però tutte le 12 persone positive, 11 delle quali nella Marca, una nel Bellunese, sono attualmente asintomatiche, per loro l'isolamento domiciliare. Dunque, che avevamo detto adesso la situazione nell'Alta Padovana, vediamo. Ancora qualche nuovo caso di positività al coronavirus registrato in provincia di Padova in giornata. Sono i sindaci ad annunciarlo e sono tutti collegati al focolaio di Limena, che nel pomeriggio registra ufficialmente 8 casi. Positiva anche una bambina di 8 anni che vive in un comune della provincia, che comunque sta bene, non ha sintomi ed è a casa. Probabilmente i suoi compagni di scuola saranno sottoposti al tampone. Ci sono 2 casi annunciati dal sindaco di Curtarolo, Alta Padovana, e un caso di positività a San Giorgio in Bosco, già in isolamento preventivo. La persona sta bene, non presenta sintomi, il ceppo virale è riconducibile al focolaio di Limena, invito alla calma da parte del sindaco. Dico ai cittadini di stare molto tranquilli e molto sereni, la situazione è sotto controllo, gli organi competenti sono già stati avvertiti, anzi ci hanno avvertito della presenza di un caso nel nostro territorio comunale, un paziente asintomatico positivo al tampone, la signora non ha nessun sintomo, non ha febbre, non ha niente, sta bene, è ovviamente in quarantena preventiva. Il sindaco di Limena intanto ha annullato l'ordinanza che prevedeva la chiusura del distretto sanitario, che è stato sanificato dopo che un uomo di 68 anni si è sentito male mentre attendeva una visita. Ora è ricoverato in terapia intensiva a Padova, positivo al coronavirus. Degli 8 pazienti complessivi di Limena, 7 sono seguiti nelle proprie abitazioni. Pochi istanti di pubblicità e torniamo con gli aggiornamenti, vi aspettiamo. Ore. 87 casi di contagio nella nostra regione, 2 decessi purtroppo lo sapete per quanto riguarda le complicazioni cui si è aggiunto anche il coronavirus e 14 nuovi contagi rilevati a Treviso. Ne parliamo tra poco con il governatore Luca Zaia che è arrivato, lo facciamo accomodare, intanto partiamo con il sindaco di Treviso Mario Conte dopo l'incontro in prefettura di oggi. Non ci sono altri casi a Treviso, l'attenzione è sempre massima, bisogna però far capire ai cittadini che la vita, il quotidiano, pur mantenendo alta l'attenzione e seguendo qualche piccola regola indicata dal Ministero, può e deve andare avanti. Noi valutiamo di giorno in giorno l'evolversi della situazione, sarà poi la Regione insieme alle varie aziende sanitarie a decidere il destino dell'ordinanza. Noi siamo convinti che tutta questa azione preventiva sia importante per evitare che il contagio si espanda a macchia d'olio. Credo che stiamo facendo un buon lavoro, un ottimo lavoro, perché comunque i numeri sono controllati e sotto controllo. Fa piacere vedere che quando emerge un caso come purtroppo quello della signora, poi la macchina dell'emergenza si mette subito in moto e
e delimita molto i contatti che questa signora ha avuto con delle verifiche, delle analisi. Quindi credo che da questo punto di vista i cittadini devono sentirsi tranquilli, debbano stare tranquilli e piano piano rimettersi in moto, perché la vita deve continuare. Io soffro nel vedere la città deserta, soffro nel vedere un carnevale senza maschere, soffro nel sentire le aziende che sono in ginocchio, soffro nel sentire che i turisti stanno disdicendo tutte le prenotazioni, e credo che sia giusto dare un messaggio, un'inversione di tendenza, che il Veneto, Treviso si sta rimettendo in piedi e sta ricominciando non a camminare ma a correre. C'è qualche misura ulteriore No. anche per la città? No, assolutamente. Anzi, adesso stiamo procedendo con la sanificazione delle palestre in modo da poterle riaprire nella massima sicurezza la settimana prossima. Noi tutto quello che possiamo fare, sicuramente pulizie straordinarie, le stiamo facendo dappertutto dove è di nostra competenza e le stiamo consigliando a tutti. Questa mattina mi sono confrontato con i gestori del natatorium e so che loro hanno fatto una sanificazione importante delle strutture, questo mi fa piacere, MOM lo sta facendo nei mezzi, quindi insomma tutti stanno dando il massimo per dare quella serenità di cui i cittadini oggi hanno tanto bisogno. C'è stata questa indicazione da parte del Ministero in accordo con ANCI Nazionale, mi sono sentito con l'assessore Bottaccin e abbiamo quindi aperto il comitato operativo comunale, che oggi ha una funzione particolare, che è quella di aumentare la comunicazione e il presidio nei confronti dei cittadini, la tutela. Francamente sono tutte azioni che già stiamo facendo, non ne ravvedo tutta questa utilità, però insomma io seguo le direttive che mi arrivano dal Ministero, dall'ANCI. Mi sarebbe piaciuto un maggiore confronto tra ANCI nazionale e ANCI regionale, visto che ad oggi non ho ricevuto né un messaggio né una telefonata per sapere come stanno le cose qui, quindi c'è un po' di rammarico da questo punto di vista, però non è il tempo delle polemiche, è il tempo delle azioni, è il tempo di far star tranquilli i cittadini, e se questo può essere un motivo di tranquillità lo facciamo. Credo invece che i cittadini si sentano molto più tranquilli nel vedere che c'è una sanità e una regione che sta lavorando H24 attraverso medici, infermieri e operatori con grande professionalità, con grande passione, con grande cuore. Senta, ma aprire il COC va nell'ordine di dare un messaggio secondo lei di calma oppure di allarme? Secondo me è un messaggio di allarme, però è uno strumento che ci è stato chiesto e ci è stata data indicazione di aprire da parte del Ministero e di ANCI Nazionale. Noi lo apriamo, ripeto, le azioni che oggi possono dar serenità ai cittadini sono altre. Allora torniamo in diretta e come promesso c'è con noi il governatore del Veneto Luca Zaia, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Presidente, grazie per aiutarci in queste serate a fare il punto insieme a lei e a dare informazioni vere e verificate. Vedo che anche Angelo Borrelli, Capo Nazionale della Protezione Civile, ha detto affidatevi alle fonti ufficiali perché è un macello totale in questi giorni e quindi quelle dobbiamo seguire. Senta, io ho dato l'aggiornamento, 87 casi nella nostra regione, 42 il cluster di Euganeo, 5 Mirano, 5 ospedale Mirano, 9 Venezia, 8 Limena, 14 Treviso, 9 ancora da segnare. Mi sembra che tra le varie cose quello che preoccupi un po' Treviso dopo il decesso di ieri. Cosa ci vuole dire di questo? Intanto tranquillizzare i cittadini. Sembra strano, no? Stiamo parlando di un virus, è bene ricordarlo, perché qualcuno può dire ma cosa sta capitando? Allora, sta capitando che abbiamo un virus, che è un coronavirus. I coronavirus sono quelli che ci danno l'influenza. Questa è una variante che ancora il corpo umano non conosce e quindi non ha la difesa perfetta, non ha una difesa. Però sappiamo che su 100 pazienti che prendono il virus, è questo che dobbiamo capire, 80 guariscono naturalmente, su 100 80 guariscono naturalmente, cioè si sfebbrano, fanno i famosi dotradì a casa, no? Per capirci. 15 hanno bisogno di un intervento di un medico che prescriverà dei farmaci più o meno efficaci e guariranno. 5 dovranno andare necessariamente in ospedale per cure più intense e la mortalità in questo contesto è dell'1%. Chi può avere guai? Lo ha dimostrato la storia purtroppo clinica della signora di Treviso. Noi abbiamo avuto 2 decessi, il signore di Vo, Trevisan, e la signora Mangiò di Treviso. Chi può avere di guai? Chi ha condizioni fisiche pregiudicate, cagionevoli, dove comunque ci sono delle malattie pregresse, dove il quadro clinico è un quadro clinico, si dice, per cui abbiamo spesso
nella storia clinica di questo coronavirus dei decessi non per coronavirus, ma con il coronavirus. Non è da poco, cioè, è come dire c'è che una persona che ha, che so, è una cardiopatica, una persona cardiopatica con un'insufficienza grave cardiaca, che ha un'aspettativa di vita limitata per tutta una serie di patologie, prima di andare in terapia intensiva si rompe anche un femore perché scivola per terra. Cioè non è che si può dire è morta perché si è spaccata una gamba, perché sappiamo che il vero tema era il cuore. E così è quello che accade. Non mi sto riferendo ai due pazienti, perché c'è la privacy e non parlo delle patologie. Però dico è questo. Allora alla luce di questo si applicano le linee guida, anche qui. Vedo un sacco di esperti e di premi Nobel, anche di chi si dovrebbe occupare di tranquillizzare le persone. Le linee guida che si applicano, leggo no, dice, il Veneto poteva salvare i cittadini ma non ha fatto le analisi. Ci sono 2 inchieste, no? Lo sa Presidente, no? Quella di Padova e quella di Treviso adesso. Certo, no? Certo, ma è logico che si abbiano il fascicolo, però anche voi dovete comunicarlo in maniera positiva, nel senso che il tema dell'inchiesta è che quando c'è un morto le procure giustamente aprono un'inchiesta per aprire un fascicolo per vedere la storia clinica di cosa è accaduto. Io lo trovo ragionevole, cioè, io lo farei in altrettanta misura, però se tu la vendi sempre in negativo, inchiesta sulla morte di Treviso, finisce che qualcuno che è a casa dice cosa hanno combinato. No, beh, abbiamo spiegato. Voi sì, qualcun altro no, anzi qualcun altro parla solo di inchiesta senza spiegarlo, che è ancora più grave. Però qual è il tema? Noi applichiamo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'OMS, ma non noi. Noi significa noi, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, il Piemonte, il governo, insomma, e anche gli altri paesi, tutti applicano le linee guida. Alla luce di questo vi dico che da un lato, perché a questo punto uno potrebbe dire, ma perché allora vi preoccupate così tanto? Perché questo virus, seppur vero che ha una bassa mortalità, letalità, è altrettanto vero che è un virus che ha un'alta contagiosità. Cosa significa? Che una persona contagiata può trasmettere il virus almeno a 5 persone. E uno può dire, vabbè, allora cosa cambia? Tanto 80 su 100 guariscono da soli, 15 vanno dal medico e se la sistemano. C'è un piccolo particolare, che un virus così contagioso, se lo prendono tutti i dipendenti dell'ospedale, finisce che io chiudo l'ospedale. Sì, lei era preoccupato per questo, no? Se un virus così contagioso finisce nelle scuole, finisce che svuotiamo le scuole, cioè noi abbiamo dei servizi essenziali da garantire. Cioè vorrei ricordare che mentre tutto il mondo parla di virus, di coronavirus, vorrei ricordare che noi ci siamo trovati a prendere una decisione, e l'abbiamo confermata, di accettare organi. Uno dice, ma Zaia cosa sta dicendo? Sì, perché, se non ricordo male, già domenica mattina o sabato mattina, in una delle riunioni che abbiamo fatto, che ormai ho perso la tramontana dei giorni, è arrivata la telefonata che c'era un fegato a disposizione. Per un trapianto? Per un trapianto, anzi, con la maestria del professor Cillo di Padova immagino che siano anche più trapianti, perché abbiamo un team eccezionale. Però lei capisce che significa che se trapianto deve avere un posto in terapia intensiva che mi può durare anche 10-15 giorni l'occupazione di quel letto, ma la terapia intensiva bisogna dedicarla anche a eventuali pazienti complicati per il coronavirus. E noi abbiamo deciso di continuare l'attività ordinaria. Allora, vista da fuori sembra tutto facile e come anche me lo lasci dire, siamo preoccupati della situazione economica. Io a questo volevo arrivare, però posso chiedere una cosa, Presidente? Perché lei ha firmato questa sera un appello, le preoccupazioni degli imprenditori sono le nostre, i competitors internazionali non ignorino che il virus non è arrivato in Veneto ma in Europa. Ci arriviamo, l'aveva detto anche oggi durante la nostra diretta. Ho già ricevuto una marea di domande, una di queste, si può chiedere al governatore se le scuole settimana prossima rimarranno aperte? Questo è un ragazzo. In quel di Belluno. Guardi che è un ragazzo. Beh sì, ha il profilo con una moto. Beh, io ho i ragazzi che mi scrivono a tutte le ore e hanno una preoccupazione, le scuole. Poi chiede solo di Belluno giustamente, no, però il tema è importante. Credo decidiate domani, ho capito. Ma no? Domani o dopodomani. Allora, prima roba, vorrei ricordare che l'ordinanza che il Veneto ha adottato, che è stata decisa sulla base di riunioni scientifiche, la presenza dell'Istituto Superiore di Sanità e quant'altro, è un'ordinanza blanda, l'abbiamo detto anche l'altra sera, no? E perché qualcuno all'inizio voleva anche dire no, ma bisogna chiudere di qua, di là, adesso ma bisognerebbe aprire di qua, di là, cioè
Cambiamo in continuazione la posizione. La verità qual è? La verità è che noi dovevamo assolutamente intervenire sul carnevale. Non ci potevamo. Prioritario. Ma sa, qualcuno dice, ma in quelle ore noi sapevamo solo che avevamo dei contagiati, non sapevamo dove erano i focolai. Abbiamo avuto proprio i due, fra l'altro, contagiati anche di Venezia, poi si è dimostrato, e pensare di mettere assieme 100.000 persone ad una distanza ravvicinata, che non è quella consigliata di 1,5 metri, 1 metro, 2 metri, ma ravvicinata, significava creare anche eventualmente una bomba esplosiva per la diffusione del virus. Ma se tu chiudi il carnevale, a me sembra logico che qualcun altro ti dice scusa, ma è lo stadio pieno di persone, o la manifestazione, o il concerto, e allora da lì concerto, stadio, questo, discoteche, musei, cinema. Però noi non abbiamo chiuso attività produttive. Ricordo che la Lombardia ha fatto una scelta più drastica, alle 6 di sera chiude tutto, cioè chiude tutto, chiude tutto l'intrattenimento e chiude tutti i pub. Il coprifuoco che diceva lei l'altra sera, no? Noi non abbiamo fatto questa scelta. La Lombardia in quel momento aveva 10 comuni chiusi e già aveva 150 contagiati. Allora, alla luce di questo, non è che l'ordinanza ha chiuso le attività sono tutte aperte, non ha chiuso alberghi, non ha chiuso negozi, non abbiamo chiuso nulla. Le uniche attività chiuse sono le discoteche, che sono titolari di partita IVA, e i cinema. Punto. Le uniche due. Ed eventuali concerti, se c'erano dei concerti in programma, non lo so. Il vero tema è che bisogna, cioè, a parte il disastro che sta facendo, ma bisogna fare un altro ragionamento. Noi siamo oggi a gestire un virus che vive nell'era digitale. Nel 2003 c'è stata la SARS, molto più pesante di questo virus. Ma nel 2003 non c'erano social media, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era Twitter, non c'era niente, le pagine online dei giornali praticamente non esistevano e quindi i cittadini avevano anche un'informazione più ridotta. Poi è arrivata la prima pandemia mediatica, però ancora senza social, 2006, e siamo alla aviaria, ve la ricordate l'aviaria? Nessuno ormai mangiava più carne di pollo. Infatti quella famosa foto sua, mia di Galan con la coscia di pollo, che sembra che andavamo nelle feste, eravamo in sede della regione a promuovere il consumo di carne di pollo come tutti gli amministratori quel giorno a quell'ora. Questa invece è tutta mediatica. Questa è una pandemia che ha una mole di mediaticità paurosa. La dimostrazione qual è? Che dopo qualche ora dai 2 casi di Vo, i primi 2 casi, il mondo intero sulle home page di Washington Post, New York Times e tanti altri illustri giornali e agenzie, penso alla Reuters, penso a la Press ed altre, cioè agenzie internazionali, hanno battuto la notizia. Coronavirus in Italia. Quindi non è l'ordinanza che ha battuto la notizia, questo lo dobbiamo sapere. E che cos'ha in più questo virus mediatico? C'è un'altra cosa, che ha avuto un lavoro di preparazione mediatica paurosa, cioè noi abbiamo visto solo immagini per un paio di mesi di filmati dalla Cina di gente che mangiava topi vivi, di gente che caricava morti dalle strade, poi con video falsi, cioè ha girato di tutto, e quindi questo non è solo un virus, è il virus che viene dalla Cina. Diciamolo fino in fondo, la credibilità sulla salute, sulla qualità della salubrità, dell'igiene, per certi aspetti, di alcuni aspetti della vita cinese, è messa in discussione da noi occidentali. Allora questo è il virus che arriva dalla Cina. Capisce che siamo davanti a un cocktail. Il risultato è che noi abbiamo le aziende turistiche in ginocchio. Questa è un'azienda da 18 miliardi di euro e se continua così, cioè veramente va a finire male. E in più tutte le altre imprese, quindi io condivido l'appello che hanno fatto il mondo imprenditoriale, però devo essere sincero che questa roba non la si può liquidare, ma dovevano fare Abbiamo esagerato. Abbiamo esagerato, no, cioè, guardate che è così, ma si può anche senza anche a far niente, sarebbe stato bello provare, ma sa qual è il problema? Che poi ti accusavano di non aver fatto niente, ma anche senza far niente si muove da solo questa macchina qui. Si muove da sola e la prova è che dopo qualche ora già eravamo su tutte le home page del mondo. Quindi, cioè si sarebbe scatenato comunque il panico, si è scatenato. Per di più, certo sì, vabbè, si è diciamo anche nelle altre ipotesi senza far nulla. Ho capito, ma adesso, allora, intanto bisogna vedere come va.
Non c'è una crescita esponenziale, l'abbiamo sempre detto, comunque ne verremo fuori. Certo, dobbiamo venirne fuori, non ne verremo fuori. E ora recuperare questo crollo del PIL anche della nostra regione. Ci sono disdette, il PIL andrà 50% giù. Di disdette. No, cioè, sono di più, noi abbiamo in realtà con il 100%, poi adesso abbiamo dei paesi che cominciano a dire no, i lombardi, i veneti no, addirittura io cercherò di andare in fiera a Berlino la prossima settimana se non avrò emergenze, ma lo voglio fare anche per dare un segnale, è la fiera più grande del turismo che ci sia, bisogna essere lì. Ho detto i miei guai, cioè lo stand deve essere più bello degli altri anni. Lo stand è la fiera nella quale arrivano tutti gli operatori del mondo, avremo i nostri operatori veneti, io spero ci siano tutti, ci faranno compilare una carta nella quale si deve dichiarare che lei non è affetto da coronavirus. Che non ha i sintomi e da che zone vieni, e se vieni dalle zone infette c'è Hong Kong, Sud Corea, c'è Cina, Wuhan e c'è Lombardia e Veneto. Tu scrivi e devi girare con questo foglio in tasca per tutta la fiera, per tutti i giorni, perché se ti fermano devi mostrare cosa hai dichiarato, ti sei autodichiarato. O meglio, immagino che questi qua avranno visto i video in giro, dicono se uno casca per terra, magari guardiamo in tasca e che sappiamo da dove veniva, se siamo a sti livelli qui. Però guardate, credetemi, se noi non capiamo qual è il problema, sbagliamo l'obiettivo. Se pensiamo che qui sia l'atteggiamento di un tampone, a parte la storia dei tamponi... di questo volevo chiedere, perché oggi si è cambiata, no? Scusi, l'approccio. Su mia richiesta, cioè lei me lo posso attribuire. Su mia richiesta nella call conference di ieri mattina, videoconferenza, io ho chiesto che ci sia più chiarezza sull'uso dei tamponi, perché non è possibile che il Veneto va a cercarli? No, fa 4.000 tamponi, l'Italia fa 10.000 tamponi in una settimana e la Francia ne ha fatti 600. Esatto. E la Germania ne ha fatti meno di 1.000, che ha gli infettati da un mese prima del Veneto. Allora vuol dire che qualcuno non fa tutti questi tamponi. Infatti nelle linee guida si spiega che il tampone lo si fa al malato sintomatico, no così. E a quelli che hanno avuto rapporti con lui, giusto? Cioè il caso questo che io volevo arrivare a chiedere. Cioè quando noi decidiamo i 3.003 è sbagliato. È sbagliato. E glielo dico che sono stato io. È sbagliato, no? Sono stato io. Certo, ma perché era una decisione immediata. Ma perché le linee guida in quel momento definivano il caso sospetto. Dicevano si fa il tampone al caso sospetto e quindi caso sospetto è colui che ha avuto contatti. Tu quando ti trovi un paese con 2 contagiati, poi uno muore, e poi vedi che hai già i familiari con il contagio sono positivi, cioè per il caso sospetto in una comunità così piccola che ha un bar che è super frequentato, bisogna dire, vi ricordo che all'inizio cioè, i clinici e gli uomini di scienza anche dell'Istituto Superiore della Sanità pensavano che se fosse stato solo un focolaio, circoscrivendolo e tarandolo per bene, testandolo per bene, si poteva chiudere lì la partita. La verità è che non è un focolaio, la verità è che il virus è arrivato in Europa. Guardi, qualcuno potrà sorridere, ce la racconteremo fra una settimana o tra qualche giorno, vedrà che la Svizzera comincia a fare l'elenco dei casi. Perché sappiamo i casi? Perché c'è l'obbligo di segnalarli all'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi da lì non si scappa. L'unica cosa che si può fare è essere un po' più precisi sui casi di mortalità, perché quando sono condizioni cliniche complesse non è corretto dire che una persona muore da coronavirus, e quindi saranno i sanitari a certificare se l'elemento di mortalità è stato il coronavirus o se è stata una cardiopatia o un problema oncologico, perché abbiamo avuto anche questo caso. Quindi autopsie, Presidente? No, autopsie, diciamo la storia clinica del paziente poi la si sa, non è sempre necessaria l'autopsia. Senta, ma quindi diciamo che noi abbiamo capito oggi che nell'arco di 48 ore ancora in teoria si dovrebbe completare tutta l'operazione di tampone a vo'. Certo. Il che vuol dire che da quel momento si può riaprire il paese allora? Ma guardi, io penso che da quel momento noi dobbiamo, a parte il fatto che io chiederò che si tolgano tutti questi vincoli e queste robe, ma che non risolveranno il problema. Perché non per vincoli cosa intende? La zona rossa? Ma anche il tema dell'ordinanza e quant'altro, la zona rossa. Però la verità è un'altra, la verità è che noi oggi dobbiamo, ed entreremo in questa normalità, cioè il positivo asintomatico si fa, se ne sta a casa. Lo scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E lei non lo deve conteggiare come certo, contagiato, e questa è la differenza, certo, no, rispetto a fino ad oggi. Ma guardi che il positivo asintomatico può essere una persona che ha avuto un po' di linea di febbre, si è sfebbrato e è finita lì.
Può essere una persona che ha avuto raffreddore, un po' di congestione, dammi qualcosa per dormire meglio perché c'ho un po' di sindrome del raffreddamento e è finita lì. Addirittura può essere un positivo asintomatico che si è preso il contagio e non ha sviluppato niente. Però può contagiare, giusto? Può contagiare nel momento in cui ha l'emissione della malattia, quindi nel momento in cui non c'è, noi per questo ne facciamo l'isolamento, no? Deve chiudersi la partita. Quindi l'asintomatico sta in isolamento comunque. Però Avarino, vediamo i 2 dati positivi, abbiamo già dimesso 2 persone, se ne sono tornate a casa. E infatti oggi la seconda era un altro dato che le volevo far sottolineare questa sera, quindi diciamo che anche nel report quotidiano 3 volte al giorno, 4 che voi date come fonte ufficiale, forse bisognerebbe segnare asintomatici quanti sono, perché è un dato importante da oggi in poi, visto che cambia. Lo faremo sicuramente, adesso abbiamo questi dati, dopodiché guardi, oggi lei e tutti noi li cerchiamo assiduamente questi dati, tra un po' verrà fuori che il coronavirus va alla fine della lista. No? Sì. Guardi, è una legge, ma è proprio la legge così. della natura, selvaggia vostra purtroppo. Ma non è vero, cioè, l'importante è che ormai sia assodato, che abbiamo capito che non si muore di coronavirus ma con il coronavirus, che è il cambio un po' anche del nostro racconto nelle ultime 48 ore. Voi fate un lavoro eccezionale, però c'è anche chi oltre a dare la notizia si permette di dare l'interpretazione di quello che accade, non conoscendo linee guida del Ministero della Sanità, non conoscendo linee guida e direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non conoscendo le direttive dell'Istituto Superiore della Sanità. Cioè noi non è che ci muoviamo così random, per non usare un altro termine più volgare, e decidiamo, beh adesso fermo così. No, cioè, è tutto schedulato. Compreso all'inizio dei 2 casi che poi sono rivelati mortali, certo, giusto? Questo intende dire. Il caso Perché anche ora hanno detto, la signora era al Cafoncello dal 7 febbraio, come mai si fa il tampone soltanto nella mattina della giornata di ieri? Si fa il tampone quando i sintomi influenzali, ad esempio il caso di Vo. Adriano Trevisano. Dico quello che si legge, il caso di Vo va in ospedale, non risponde alle cure, non gli fanno il tampone perché? Per un semplice motivo, siamo in un paese indenne, è il primo caso quello. Non aveva avuto contatti con la Cina. Le linee guida dicono devi fare il tampone in un caso sintomatico che ha avuto contatti con la Cina. Sì, attenzione, non è che tu vai con la tosse e il raffreddore in ospedale e dici fammi il tampone. Le linee guida dicono no, ti faccio il tampone se tu sei venuto da zone o hai avuto contatti. Sa quanti hanno scritto? Ah, non mi fanno il tampone, non me lo vogliono fare, no? Perché ovviamente molti poi presi dalla paranoia volevano andare lo voglio provare per capire se ho il coronavirus o no. Sì, dopo ci riempiamo magari anche di dati positivi, a parte il fatto che la bibliografia dice che se facessimo su una massa i tamponi troviamo il 4% di positivi. Certo. Questo è il dato. Cosa ce ne facciamo poi del 4%? Detto oggi anche da Borrelli. Ma cosa ce ne facciamo del 4% di positivi? Come li trattiamo? Cioè se io e lei facciamo il tampone, lei scommette tutto quello che ha che lei è negativo, io no. Certo. Ma per me dico, io non lo scommetto. E quindi ci dovrebbe tranquillizzare? Ma oppure, guardi, Presidente, è meglio andare avanti altre 2 settimane, diciamo, con queste mosse un po' più di attenzione, definiamole così? Ma parliamo dell'ordine. Ci siamo rieducati adesso anche nell'evitare. I veneti c'è avuta la paranoia ormai di salutarci dandoci la mano. I veneti sono eccezionali. Il problema non l'hanno creato i veneti, il problema lo creano tutti quelli che parlano del coronavirus, purtroppo lo associano a tutte quelle porcherie che abbiamo visto dalla Cina e ne viene fuori che c'è ancora più terrore davanti a questo coronavirus. Io ho vissuto la SARS, ho vissuto l'aviaria, questo pur essendo meno aggressivo viene vissuto con più problematicità. Poi sa, chi parla sono sempre quei paesi che pensano di essere indenni. Siccome vedo che ormai le notizie, leggendo la stampa straniera, dicono un positivo di qua, un positivo di là, questa è una settimana, 10 giorni, poi arriva in Europa, si fa tutta lo sfogo europeo, poi finirà e inizierà magari in un altro continente, magari passa nel continente americano e così via. Cioè, la storia di virus è questa. Poi troveremo comunque il... Invece un appello che voglio fare ai cittadini, ho incontrato anche oggi tutti i medici, a parte ringraziare tutti i medici, i farmacisti, tutta la squadra della sanità del Veneto, sono eccezionali. Allora, se il medico vi fa il triage telefonico, significa vi fa le domande e voi date le risposte o viceversa al telefono, non è che è uno scapestrato. Prima scrematura, definiamola così. È uno che non ha voglia di fare niente. No, noi ci siamo accordati che bisogna fare in modo che i pazienti vadano il meno possibile negli ambulatori,
perché sono un po' di Covid, di virus, di tutto, no? Nei pronto soccorsi e quant'altro. Quindi i medici di base ci garantiscono la reperibilità telefonica, questo è l'accordo che abbiamo fatto. Sabato e domenica compreso. Quantomeno giornaliera. Conoscono i loro pazienti. Se chiamo io, il mio medico sa... Se chiamo io che sa che sono leggermente ipocondriaco. Quindi... Sa che patologie ho, se chiama lei sa che è ipocondriaco, dopodiché ci sarà un quesito telefonico. E poi pensi, se ha una prescrizione da fare, non è che lei deve andare in ambulatorio o mandare qualcuno a prendere la ricetta, no. Perché anche lì, anche mandare qualcuno, non va bene andare in ambulatorio. C'è quella telematica. Sì, ma quanto l'avete criticata, dico, a qualcuno in giro, quando io ho tolto la carta e ho fatto la ricetta dematerializzata. Allora cosa accade? Accade che il medico lo sente al telefono e dice guarda tu hai bisogno di questi antibiotici, ste robe, le prendi in questa maniera, segnati, vai in farmacia a prenderli. Come vado in farmacia? Sì, perché la ricetta telematica te la trovi direttamente sul banco del farmacista. A lei sembra poco? Io vorrei riesumare tutte le parolacce che ci siamo presi per questa roba qua, ma non dai veneti, da quelli che in teoria dovrebbero difendere i veneti. Senta, poi l'aiuto alle imprese, volevo tornare alle imprese perché è davvero un problema serio adesso. Io la vedo difficile ripartire da qui adesso. Beh, se lei è pessimista sicuramente la vedo difficile tutta la vita. Io parlo di dati concreti, perché se aspettiamo dei finanziamenti dal governo, letto che daranno 500 euro per un massimo di 3 giorni. Senta, possiamo pensare alla fine del mondo? Io no. No, senz'altro, bisogna essere ottimisti. Dobbiamo ripartire, dobbiamo pretendere dal governo che ci sia un comportamento da stato di crisi. Qualcuno dice ma tu hai chiesto lo stato di crisi, ma è stato di crisi, cioè io vorrei ricordare, perché qualcuno forse non ha potrebbe chiedere tecnicamente lo stato di crisi. Ma ascolti, cioè, tecnicamente forse qualcuno non ha perso qualche episodio, cioè noi siamo con un commissario nominato che è il dottor Borrelli a livello nazionale e noi siamo i commissari regionali proprio perché c'è lo stato di crisi. Cioè, e non è a Vo, è in Veneto, cioè quando noi abbiamo focolai in Veneto, Miradolo, Venezia, Mestre, Treviso, Limena, cioè di cosa stiamo parlando? E domani probabilmente qualche altro comune, qualche altra realtà, cioè, quindi in giro per l'Italia, Palermo è il primo caso, Roma è un altro caso, vedrete la Toscana è un caso e così via. La Toscana, cosa accadrà in Toscana con 2500 cinesi che sono tornati a casa eccetera. E il governatore ha detto che non serviva nessun test, che lui non fa ste robe come i veneti. Ha sbagliato il suo collega, Guarda, ognuno risponde alla sua coscienza. Allora, e quindi il tema dei tamponi l'abbiamo spiegato, ci sono cose importanti sui medici. Alla fine il concorso non si è celebrato oggi. No, è stato rinviato di una ventina di giorni, 15-20 giorni, ma si fa. Noi il concorso per le professioni mediche lo dobbiamo fare. Oggi però si è celebrata un'altra cosa, l'assunzione di 215 infermieri. Assunzione straordinaria, no? Straordinaria, a tempo indeterminato. Vorrei ricordare che noi abbiamo aumentato gli infermieri in questi anni, non diminuito come dice qualcuno, aumentato, non diminuito. Casomai lo trovi qualcuno, dica che venga qua a dire che non è vero, le mando a Lanzarini, il mio assessore. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, non sappiamo come andrà sta vicenda, servirà assistenza, perché? Perché molti magari diventeranno positivi, dovranno essere messi a casa per i fatidici 14 giorni di osservazione e allora questi rimpiazzi dobbiamo averli freschi, nel senso con assunzioni nuove. Quindi arriveranno 215 infermieri giovani che verranno reimmessi nel sistema. In che arco di tempo però? Velocemente. Sì. Va bene. Sì, perché fra l'altro essendo in gestione commissariale abbiamo anche procedure veloci sia per gli acquisti, adesso anche sta storia non esistono le mascherine, non esistono salve. Non fa l'acquisto centralizzato della protezione civile, abbiamo capito. Ma fra l'altro sta arrivando un aereo pieno di materiale oltretutto. In Veneto? Noi dobbiamo portare a casa un bel po' di questo materiale. Quelli che abbiamo detto, i 215.000. Non mi chiede la quantità, non mi ricordo più. Poi le mascherine, anche qui, la mascherina la deve mettere l'ammalato, non chiunque va in giro per strada. E gli operatori. Questa è la teoria. O meglio, questa è la linea guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La mascherina corretta, non quella che vendono gli abusivi a Venezia come abbiamo raccontato anche ieri e oggi. Sì, no? dopodiché le dirò che se uno mantiene anche la distanza vitale e si usa una mascherina che non è anche omologata, adesso non è che stiamo a discutere su tutte queste robe. Io penso che sia fondamentale capire che dobbiamo avere delle norme precauzionali, che sono quelle di lavarci spesso le mani. Perché?
perché nelle mani ci può essere contaminazione e noi inevitabilmente, mentre io le ho parlato, forse avrò messo 10 volte la mano qui, la mano negli occhi. Pensate che il virus entra a due vie diciamo canoniche e ideali per entrare nel corpo, la bocca e il naso. La terza via è quella della congiuntiva oculare, però è più difficile. Questo è il tema. Se uno girasse con lo scafandrino così tutto il giorno, vabbè, morirebbe di caldo, però avrebbe l'isolamento totale. Quello senz'altro. Allora, qui ci chiedono se è giusto sospendere gli esami alla scuola guida. Arrivano tantissime segnalazioni, però è vero, voi avete fatto le richieste precise, noi aspettavamo diciamo degli aggiustamenti già oggi, ma più probabilmente domani, del famoso decreto firmato l'altra sera. Quale decreto? Quello con Roma, col ministro Speranza. Il giorno dopo poi avete chiarito alcuni altri aspetti, ora pareva che appunto le regioni avessero fatto delle ulteriori richieste a Roma, giusto? E questo è il percorso, no Presidente? E quando vi diranno qualcosa? Domani abbiamo un altro incontro. Posso chiedere solo quale richiesta avete avanzato? Quello dei tamponi, ad esempio, è uno dei grandi temi, perché il tema dei tamponi è un tema che ci libera su molti fronti. E poi ovviamente sulla certificazione dei casi, altro tema, e ancora sul rapporto con l'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi. Le analisi le facciamo noi, la validazione dei dati, insomma c'è tutta una serie di ragionamenti che stiamo facendo. Senta, e poi quindi sulle scuole stesse dobbiamo sapere domani, perché, almeno domani o dopodomani come diceva lei, perché è uno degli aspetti più importanti come lei immaginerà e nell'arco di qualche giorno vogliamo tornare alla normalità, solo che forse guardando i primi casi almeno, o questi casi qui, adesso nell'Alta Padovana diciamo si starà a casa in quella scuola dove c'è una bimba che è asintomatica, questo è importante, di 8 anni, sì. Però per 14 giorni la scuola sta chiusa, senta, giusto? La comunicazione ha un senso, vorrei ricordare che forse la cosa più anormale che si percepisce di più sono le chiese chiuse, no? L'abbiamo visto oggi, sa che noi abbiamo... Lei l'ha rilanciato anche questa mattina, la ringraziamo. Ringrazio voi, il Patriarca ha fatto un sacrificio, ma anche una intelligente messa a disposizione. Cioè, si è messo a disposizione e ha detto faccio quello che mi dice l'autorità scientifica e di governo. E io ho detto guarda che questa è la soluzione. Ma la normalità poi... Per carità, io non penso che tutti vadano tutti i giorni al museo, o tutti i giorni al cinema, o tutti i giorni in discoteca, con tutto il rispetto che ho per tutti. Ma che mi si faccia passare l'idea che è tutto chiuso, no, perché qui non si è toccato un esercizio commerciale, un albergo, un ristorante, niente. Però il problema è che la carica mediatica pesa. Le faccio un esempio. Io sono stato ieri sera a Venezia per lavoro, cioè ero lì. Tornando a casa vedi che c'era il deserto, ieri sera era l'ultimo di Carnevale, non era vietato andare al ristorante piuttosto che andare... È quello il problema, che si è innescato questo meccanismo per cui anche i ristoranti, benché lasciati aperti, sono vuoti. E questa è la paura, la preoccupazione. Quindi non è un problema dell'ordinanza, l'ordinanza non li ha chiusi i ristoranti, questo sto dicendo, no? Capisce? Certo, e questo è un dibattito secondo me sul quale dobbiamo interrogarci un po' tutti, perché noi diciamo o ne parliamo troppo o si è dato troppa visibilità. Secondo me, sempre colpa dei giornalisti, però. No, secondo me c'è un tema, che i cittadini sono interessati alla loro salute. Noi, guardi, io, è una cosa che nessuno mi deve dire, ho sempre dato le informazioni corrette. Non ho mai esaltato i problemi, ho sempre detto guarda, vada qua fin qua. Guarda, qualcuno mi ha anche detto, potrei aggiungere di più, che ero fin troppo positivo su sta vicenda, che me l'hanno detto anche ufficialmente. Bene. Detto questo, si sappia che il mondo intero cavalca sta notizia, ma non perché è del Veneto e della Lombardia, la cavalcherà per l'Austria, domani per la Gran Bretagna e per tutti quelli che avranno il virus, punto. Secondo lei che tempo per tornare alla normalità? Un mese? Dal punto di vista clinico, non prima di fine marzo. Non prima di fine marzo, esattamente. Sì. Questo è quello che ci dicono gli esperti, anche qui. Allora, se gli esperti non contano più niente, bisogna che andiamo allo stregone, ci non abbiamo alternative. Cioè, gli esperti da noi sono personaggi che hanno fatto i docenti universitari nelle università più prestigiose a livello internazionale, sono scienziati che studiano solo i virus. Guardi, ne cito una che... a parte il professor Palù, che fra l'altro è anche che è un trevigiano, che è un virologo di fama internazionale, che insegna ancora fra l'altro negli Stati Uniti,
che ha dedicato la sua vita ai virus. E ci ha schiaffato in faccia, ha sbattuto in faccia la verità in questi giorni, Bene, cioè con la competenza di un medico, di un grande virologo. Ecco, prendo il professor Palù, posso parlare di Burioni, professor Burioni, che dice più o meno le stesse cose. Parlo del professor Ricciardi, membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlo di una persona magari che molti conoscono perché è stata alla ribalta delle cronache spesso, perché è persona che comunque si è fatta conoscere con l'aviaria, Ilaria Capua, anche lei dice le stesse robe. Se nessuno si fida di tutti questi personaggi che si occupano di virus, bene, allora io dico bene, ci fermiamo, portatemi la maga che conoscete, lo stregone, e vedremo di fare ore di previsione, cioè io non so cosa farci. Però non parliamo di telelavoro, dai. In che senso? Il telelavoro, un po' troppo. Ma lo smart working è previsto in tutti i casi di pandemia, cioè non sono invenzioni. Cioè, a Varino voi dovete ficcarvelo in testa che quello che vedete scritto nelle ordinanze è scritto nelle linee guida dell'OMS. L'OMS dice in caso di attacchi virali o batteriologici, attenzione che tutti quelli che si possono far lavorare da casa devono stare a casa a lavorare. Perché qual è il tema? Più persone sono isolate, meno possibilità c'è di contagio. Punto. Non è un'invenzione nostra perché va di moda dire smart working. Allora, ringrazio Cristian, chiamano, cosa vogliono sapere le mamme per le scuole, ma i figli di genitori, magari dottori o infermieri che sono in quarantena, quindi che devono fare, cioè nel senso che sono dottori in quarantena e cosa fanno dei figli? Questo è il concetto, scusi, credo, però. Innanzitutto, per fare sto quesito è una persona che non ha il problema, legga bene il messaggio. Che non ha il problema in che senso? Che non è il suo caso, legga il messaggio, lo può leggere il messaggio. Chiamano le mamme per le scuole, cioè quindi non hanno il problema delle scuole, così intendo. No, legga il messaggio. Ma i figli di genitori, magari dottori o infermieri in quarantena? Cosa vuol dire? Non so, adesso me lo devo spiegare meglio. No, comunque io ho capito cosa glielo spiego io cosa vuol dire. Cioè, perché ci chiedono delle scuole, Presidente? Perché se lei le tiene chiuse anche settimana prossima. È chiaro, per questo gliel'ho fatto adesso rileggere. Cristian, cerca di farci chiarire un po' meglio. Guarda, glielo chiarisco e vedrà che mi conferma. Questo è un genitore che ha il figlio a scuola e il figlio a scuola ha un compagno di classe e al genitore risulta che i genitori, uno dei genitori del compagno di classe siano in quarantena. Ma se il genitore è in quarantena, il bambino è stato monitorato e quindi va anche lui in un protocollo perché viveva in casa con un genitore che possibilmente rappresentava un contatto con il virus. È già stato verificato, eccetera, eccetera. Ma sì, infatti sono una marea di domande di questo tipo, però insomma, alla fin fine poi dicono se restano... Sono comprensibili, Ha capito, dicono. Il Presidente ha capito. No, ma è logico, ma anche io mi c'è un motivo perché lei è il Presidente. Il problema è capire che ci sono delle procedure. Le procedure non hanno queste falle, cioè non è che lei ha il contagio, va a casa, la sua compagna va a lavorare e uno dice ma io sono una mia vicina di scrivania che ha il marito, il compagno... Come mai è qui la mia vicina di... Nel senso che è entrato in una procedura, in un protocollo previsto dall'OMS e dall'Istituto Superiore della Sanità. Allora, visto che lei ha capito tutto, riesce a spiegare una domanda all'uomo della strada, cioè come mai non abbiamo detto niente all'improvviso all'ospedale Cafoncello, purtroppo si registra il decesso dell'anziana e ci sono 14 casi, di cui 12 abbiamo detto cioè, sono positivi ma sono asintomatici, dato importantissimo. Cioè, noi non ci capiamo come mai all'improvviso lì. Vuol dire che qualcuno è venuto in contatto con il cluster di un'altra zona e quindi poi è arrivato lì. Cioè, guardi, lei che spiegazione si è dato o le hanno dato i suoi dirigenti? Se vuole che le dica cosa penso io, che il virus ormai è ubiquitario. E se vuole che le dica cosa penso io, che stiamo perdendo tempo a seguire piste che non ci servono più. Cioè non ci serve più niente il paziente zero, questo è il concetto. No, ci sarebbe servito perché se fossimo stati nella fase primordiale avremmo isolato un focolaio. Tanto è vero che quella famosa ordinanza per l'isolamento dei 10 comuni lombardi e quello di Vo andava nell'ottica di dire è solo il caso qui, cordone sanitario e la chiudiamo così. La verità adesso che c'è la signora purtroppo che è deceduta di Treviso, che ha tutta una storia sua particolare, viveva in casa con delle badanti, vabbè andremo a capire, probabilmente le badanti hanno portato il virus, non lo si sa, sono positive, ma la signora potrebbe averlo preso in ospedale, probabile perché l'ospedale è un luogo nel quale molti virus si incontrano. Lei capisce che se stiamo qui a fare questi ragionamenti noi dobbiamo applicare le linee guida che prevedono ovviamente
la verifica dei contatti e soprattutto la sanificazione dei reparti. Questo prevedono le linee guida. Allora, potete chiedere al Presidente Zaia se le palestre devono chiudere a aprire in Veneto, l'abbiamo già detto l'altra sera, Allora, le palestre sono aperte e fino a prova contraria restano aperte. Allora anche qui, apriti cielo, ma perché la palestra sì e la discoteca no o altre menate del genere? Allora, poi tutto è nelle mani dei sindaci che sono stati eccezionali. I sindaci sono peraltro l'autorità sanitaria del loro comune. Quindi noi non è che possiamo fare un'ordinanza con i metri quadri, le persone a metro quadro, cioè, come si dice, in guerra non si fa prigionieri, brutta espressione ma rende l'idea. Siamo in trincea e abbiamo detto facciamo una norma, dopodiché il sindaco dice sì è vero, io ho una palestra nel mio comune, ma siccome è una vecchia palestra, piccolissima, e è alla moda e tutti vanno lì e si toccano gomito con gomito, allora lì si fa un'ordinanza e la si chiude fino a ordine contrario. Cioè, le faccio un esempio, i mercati sono aperti, perché hanno lasciato i mercati aperti? Beh, vabbè, lì siamo all'aria aperta, ne ha fatto benissimo Presidente. Sì, ma non la dicono mica tutti così, l'acquisto dei derrati alimentari e quant'altro. Invece i centri commerciali sì sono aperti, sì, però ad esempio c'è un sindaco che mi pone una questione e ha detto guarda hai ragione, c'è un mercato simile delle Pulci dove ci va un sacco di gente, perché è una roba tipo trova roba e mercato si accumula un sacco di roba la domenica, cioè io lo chiudo perché non è più un mercato rionale ma è una bolgia che sembra una roba da stadio. È ovvio che il sindaco fa, ma io non è che posso fare un provvedimento prendendo il caso estremo e punendo tutti gli altri, perché così non funziona. Certo, poi vabbè, quelli dicono ma il virus sopravvive sulle superfici fino a 9 giorni e allora dovremo impaurirci per le merci che arrivano dalla Cina, per esempio, nel porto, no? Sì, se ricorda allora, quello prima di parlare delle robe cerco di studiarle. 2, i virus li ho studiati all'università. Lei, Lo dico non per vantarmi, ma perché a volte forse bisognerebbe anche ascoltare chi magari forse le sa le robe. Allora, ce ne sono 100.000 che le sanno più di me, però a queste domande si può rispondere. C'è anche bibliografia e c'è letteratura scientifica su sta roba. È vero che il virus sopravvive anche fino a 9 giorni su superfici non biologiche, cioè sto tavolo, il telefonino, altre robe. Però perde il suo potere infettante, contagiante, scusi. E è dimostrato che già nelle prime ore la curva va giù. Certo. Questo dice. Soprattutto Ovvio che se trovi sempre il solito Lazzarone che prende della pubblicazione scientifica il titolo, il virus resiste 9 giorni e non va a leggersi tutto l'articolo, viene fuori che perde il suo potere contagiante. Sì, cioè è un virus che è spompato, che non serve più a niente. Certo. Allora, so che lei deve uscire, davvero l'ultima cosa, Presidente. La ringrazio per essere stato con noi questa sera. Quindi cosa ha chiesto? Oltre ai tamponi? No, nelle modifiche alle ordinanze il tema dei tamponi è di adeguarsi alle direttive, che è fondamentale, alle linee guida. Dopodiché abbiamo il tema delle certificazioni degli eventuali decessi, perché è giusto che sia valutato il quadro clinico, perché voglio ricordare che, visto che tutti si preoccupano giustamente dell'effetto mediatico, i dati sono obbligatoriamente trasmessi all'OMS. Trovarsi una tabellina all'OMS con terzo paese al mondo per numero di contagi è eclatante, certo. Ma capisce, purtroppo è anche l'eccesso di zelo, perché chi cerca trova, chi non cerca non trova. Presidente, grazie davvero. Grazie a voi. Ci rivediamo tanto domani, comunque nuova giornata operativa con gli incontri tutti i giorni. Dalle 10 di nuovo col capo. No, va dalle bene, in 10, senso. la mattina presto. Ma loro ho capito che se la prendevano con comoda, doveva essere alle 10 stamattina, hanno fatto un po' più tardi la protezione civile di Roma. Minimo sono in giro dalle 6 al mattino. Vabbè, quello lo conosciamo bene. Grazie davvero. Grazie a voi, buona serata a tutti. Luca Zaia, governatore del Veneto. Ci rivediamo tra pochissimo ancora con altri aggiornamenti. Ho sentito, siamo un po' preoccupati, un po' tutto. Cosa vuoi farci? Dobbiamo stare un po' attenti. Sta prendendo delle precauzioni lei? No, tutto quello della vita quotidiana, insomma, un po' attenti, e evito di andare su posti affollati e sto a casa. Sì, li abbiamo sentito. No, più di tanto no. No, siamo tranquillissimi. E per quanto riguarda quella signora è sotto osservazione, manco per me non c'è problema. È preoccupato? Sì.
State prendendo qualche precauzione? Oddio, per il momento no. Si cerca di stare a casa e stare un po' attenti, insomma, non andare proprio a manifestazioni, insomma. Pochi minuti fa ho sentito la notizia, purtroppo dobbiamo prendere atto che ci siamo dentro tutti, insomma. Ecco. Preoccupato? Un po' sì, perché non è una situazione semplice secondo me. Sta prendendo precauzioni? Sì, naturalmente, girando gli ospedali stiamo molto attenti. Ecco. Sì, l'ho sentito, però secondo me non è il caso di fare chissà cosa, anche perché purtroppo siamo un po' impotenti di fronte a questa cosa. Potremmo fare solo quello che viene consigliato di fare, ma poi per il resto non è che dobbiamo forse barricarci in casa, non so, secondo me non è questa la soluzione. Lei sta prendendo precauzioni? Quelle dettate dall'igiene normale che una persona ha durante il giorno, nulla più, insomma, ecco, niente di che. C'è stato un caso di positività al coronavirus anche qui a San Giorgio? E onestamente non avevo ancora sentito nulla a riguardo. Ti preoccupa? Insomma, io non sono qui da San Giorgio, sono da Piazzola, però insomma sapere che c'è qualcosa qui vicino è un po' preoccupante, certo. Stai prendendo delle precauzioni tu per caso? Sì, a mucchina, mascherine nei luoghi pubblici, ovviamente sì, si fa attenzione, ovviamente, fa sempre un certo che. Ecco dunque queste alcune voci provenienti dal Padovano, da uno dei cluster del coronavirus. Una situazione assolutamente fluida, anche oggi ve lo abbiamo raccontato, ci sono vari fronti, oggi si è aperto quello trevigiano perlomeno, o meglio ieri sera, oggi si è in qualche modo confermato e sviluppato. Andiamo quindi a riproporvi le immagini del Cafoncello, dove nel pomeriggio di oggi tra le 2 e le 4:30, quindi in 2 ore e mezzo, è stato allestito un campo base Peroni Evenienza. Prego la regia di riproporre il servizio. Noi ci hanno chiesto la regione di montare 2 tende qui a Treviso e le stiamo montando, stiamo finendo adesso. Montiamo i riscaldatori e le tende sono a posto. Quanti uomini e mezzi sono coinvolti? Qui siamo una decina di volontari, in 2 orette le abbiamo montate. La prima tenda è stata allestita per essere un ambulatorio completo, compreso anche di cablaggio, rete dati, linee telefoniche e tutto. La seconda tenda, che è quella dove siamo adesso, potrà essere invece attrezzata così come richiedono le necessità. Possono arrivare fino a contenere 10 posti letto, ma possono anche contenere macchinari, possono anche contenere possibilità di sistemi di gestione, linee telefoniche, dati anche su questa linea, a seconda di quelle che sono le necessità dell'azienda. Ecco le 2 tende allestite in tempi record all'esterno del pronto soccorso del Cafoncello a Treviso, pronte per ogni evenienza. A montarle i volontari della Protezione Civile dell'ANA, alcuni operatori del SUEM 118 e la squadra di manutentori dell'ospedale. Il materiale da dove proviene? Il materiale è stato utilizzato, sono state utilizzate le tende provenienti dalla Protezione Civile, tutto il resto del materiale sia per gli allestimenti che per le dotazioni che per i cablaggi arrivano invece dall'azienda USL 2. Copione simile negli altri nosocomi della Marca, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto, mentre per Oderzo e Conegliano per l'allestimento bisognerà attendere le prossime ore. Cablate e riscaldate sarà la direzione sanitaria a disporre l'eventuale utilizzo a seconda dell'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Sono a disposizione della direzione medica che li utilizzerà secondo le necessità. Queste sono delle valvole di sfogo a disposizione. Ecco quindi le parole degli operatori e dei volontari che hanno allestito i campi base all'esterno degli ospedali, non solo della Marca. Ieri
per esempio si sono allestiti i campi a Belluno e a Feltre, dove per l'appunto non sono passati di certo inosservati i volontari e gli operatori al lavoro. Abbiamo raccolto anche delle testimonianze proprio fuori dagli ospedali, quelle raccolte all'esterno sempre del Cafoncello di Treviso. Ho fatto delle lastre perché avevo una tosse un po' acuta e per fortuna tutto bene, insomma. Negativo quindi? Negativo, sì, tutto bene, però il medico curante mi ha mandato qui al pronto soccorso per sicurezza, insomma. Ecco, quindi lei ha avvertito dei sintomi e cosa ha fatto? Niente, sono stato dal medico il quale mi ha lasciato fuori dell'ambulatorio dicendomi che per precauzione era meglio andare a fare delle lastre. Mi ha chiesto se avevo febbre, ho detto di no, quindi ha detto sicuramente non è coronavirus, però è meglio sempre andare con la massima cautela e vediamo cosa dicono le lastre. E signora, le chiedo che effetto fa vedere tende da campo all'esterno dell'ospedale? Ma sì, un po' strano, però insomma sì, niente di che, insomma non... sì, una cosa un po' strana comunque. Fa un po' sì di impressione, però d'altronde sono cose che devono essere fatte. Preoccupata sì, un po' tutti quanti siamo preoccupati, però speriamo bene, dai, comunque vediamo che si risolva tutto, dai. Ecco, quindi queste alcune delle sensazioni, delle impressioni raccolte all'esterno del Cafoncello, ma ovviamente il copione si ripete in tutte le strutture del Veneto, quindi storie che in qualche modo stiamo raccontando in questi giorni di emergenza, in queste ore in cui i numeri continuano ad aumentare. Ecco, parliamo delle scuole, per esempio. Nelle prossime ore, probabilmente già domani, si deciderà se tenerle chiuse anche per la prossima settimana. Al momento non c'è nessuna notizia ufficiale, lo ripeto anche perché siete davvero in tanti a telefonare in redazione per chiederci ragguagli di questo tipo. Allo stato attuale non si sa ancora se le scuole verranno aperte la prossima settimana, quindi se l'ordinanza di chiusura continuerà in qualche modo a esserci, insomma, questo è il quadro. Adesso prego la regia di ritornare a Padova, ritorniamo a vedere qual è la situazione a Vo e Uganeo, epicentro della prima emergenza in Veneto. Prego la regia di mandare il servizio. Terzo giorno di blocco totale della circolazione per mezzi e persone a Vo e Uganeo. Questo è il varco numero 1, l'unico da cui chi è autorizzato può passare, autorizzazioni che arrivano dalla prefettura. Una situazione ancora congelata, all'interno proseguono i tamponi effettuati ai residenti che sono oltre 3.000, quindi serviranno ancora altri giorni. Temperatura quasi primaverile, c'è un forte vento oggi a Vo e c'è anche l'avvio di una nuova iniziativa, cioè per gli anziani o chi è ammalato non può uscire di casa, un gruppo di volontari coordinati dal comune porta a domicilio la spesa, i farmaci, quindi un aiuto in più effettuato proprio dagli stessi concittadini. Intanto aumenta il numero di cittadini che hanno eseguito il test del tampone, 250 il primo giorno, 450 il secondo, la previsione è di circa altri 500 il terzo giorno. Sono state aumentate le postazioni all'interno della palestra comunale, obiettivo effettuare il prelievo a tutti gli oltre 3.000 residenti al più presto. Intanto con l'ultimo bollettino il numero dei casi confermati a Vo è di 33, 19 dei quali sono isolati in casa, gli altri 13 ricoverati a Padova, oltre al paziente deceduto. Attivato poi in collaborazione con il comune un servizio
fornito da alcuni volontari residenti nel paese. Agli abitanti anziani o che non possono uscire di casa verrà consegnata a domicilio la spesa o i farmaci di cui hanno bisogno. Inoltre un negozio di alimentari ha assunto 5 abitanti per far fronte alle esigenze, visto che alcuni dipendenti vivono fuori comune e non possono recarsi al lavoro. Intanto c'è chi vive a pochi metri dai blocchi ma fuori dalla zona rossa, e c'è anche un fiocco azzurro. In questa casa lunedì, primo giorno di presenza delle forze dell'ordine, è nato Pietro. Preoccupata? Ma un po'. Voi siete un po' fortunati perché siete proprio al limite. Ma un attimo. Siete fuori però dalla zona rossa. Noi siamo Rovolo. Quindi andate avanti e indietro senza problemi. Per di qua noi. Serve secondo lei tutto questo? Troppo. Troppo? Troppo non so. Farà anche lei l'esame? Ma se me lo chiedono. E poi ci sono i comuni confinanti come Rovolon, che vivono una quotidianità condizionata da quello che accade a pochi metri: palestre private aperte, palestre comunali chiuse, mercato settimanale, che qui è la domenica, aperto perché non particolarmente affollato. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze economiche. A Rovolon ci stiamo muovendo molto attivamente con i referenti che abbiamo in Parlamento per spingere, per ottenere risarcimenti, fondi, sostegni economici concreti per le attività, in particolare di ristorazione del nostro territorio. I parcheggi sono vuoti, cioè ci sono disdette importanti, ci telefonano, per carità con molta dignità, però evidenziano un problema serio. È un problema serio che riguarda le attività, riguarda l'immagine del nostro territorio. Proprio i danni economici. Il mondo economico in queste ore sta lanciando segnali preoccupanti e preoccupati alle istituzioni. Oggi da Padova, per esempio, in Camera di Commercio tutte le categorie hanno sottolineato come il coronavirus rischi seriamente di danneggiare l'economia padovana su tanti fronti, dal commercio all'agricoltura all'agriturismo, non solo quindi il turismo ma poi anche il manifatturiero. Non c'è solo il problema dell'export ma anche quello della catena degli approvvigionamenti, quindi delle forniture. Tutto il mondo economico veneto è in subbuglio, da Venezia ovviamente per il turismo ma non solo, alla provincia di Belluno. Vi ricordo per esempio che è stato sospeso il Mido, che è di fatto la fiera principale dell'occhialeria a livello mondiale, che interessa principalmente il distretto dell'Occhiale tra Belluno e Treviso, distretto che coinvolge qualcosa come 430-440 imprese tra piccole, medie e grandi. Quindi il danno è consistente. La fiera si terrà probabilmente con l'inizio dell'estate, ma il danno per certi versi è già fatto. Questo vale per tutte le produzioni ad alto valore aggiunto del Veneto, per il calzaturiero, per lo sport system, quindi per tutti quei settori particolarmente vocati all'export. In questi giorni, in queste ore, vi abbiamo dato conto dei segnali d'allarme delle categorie e anche delle richieste, su tutte quella di Mario Pozza, presidente dell'Union Camere del Veneto, presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso. In questo caso si chiede per l'appunto, si chiedono misure specifiche, concrete, ma si chiede anche di ritornare alla normalità. L'appello delle categorie economiche è quello per l'appunto di tornare ad un clima di fiducia. Vediamo questo se sarà possibile già nei prossimi giorni. Il nostro racconto continua però dopo la pubblicità. Da questa riunione vengo fuori più tranquillo, nel senso positiva, problemi particolari non ce ne sono, anzi c'è una disponibilità di tutte le forze economiche, sindacali, istituzioni a stare in rete nelle informazioni e quindi da fare un lavoro capillare nel territorio di informazione verso il mondo dell'impresa, verso le associazioni, verso il sistema nazionale economico che si rivolge alle associazioni di categoria e alle camere di commercio per sapere effettivamente come sta la realtà, perché c'è bisogno di dare certezza di relazioni e di notizie fondate da una parte e dall'altra
evitare che questa pandemia economica prenda sempre più piede. Uso questo termine perché vediamo le disdette che ci sono negli alberghi, le settimane bianche su a Belluno, quindi come Presidente della Camera di Belluno ho anche questa situazione da monitorare. Ho qualche segnale che mi arriva dalle spiagge che ci sono già delle disdette anche per l'estate, e quindi l'importante è che anche i mass media in questo caso, mi appello a un'opera certamente capillare prima di uscire con delle notizie di verifica, perché stiamo mettendo a rischio un sistema economico. Il turismo è la prima fabbrica tra virgolette del nostro paese, il Veneto con il manifatturiero esporta il 50%, ci sono delle situazioni in cui anche all'interno del nostro paese non vogliono tecnici che vengono da Padova o che vengono da Venezia, e questo è veramente spiacevole. Sapete di richieste di cassa integrazione da parte di aziende locali? Ma attualmente io non ne ho, certamente se vengono a mancare i flussi di materie di lavorazione ovviamente sì, poi tutto sta a vedere se fine settimana si prolunga di un'altra settimana ovviamente, e se viene ritirato il provvedimento della Regione oppure no. Mi auguro di no, tant'è vero che io ho scritto al Presidente Zaia che è molto rischioso andare avanti, e quindi invito il Presidente Zaia a non prolungare di altri 7 giorni questi provvedimenti, perché certamente ci sono delle situazioni ovviamente che stanno a cuore a tutti, è quella della salute, però ricordiamoci che insomma è un'influenza, va curata, adesso è sotto la lente di ingrandimento mediatica e non solo, ma però insomma la vita continua e bisogna pensare che questo passerà, e distruggere quello che si è fatto in questi anni si sta presto. Questa è la mia preoccupazione. Passata l'emergenza, cos'è che si può fare per recuperare un pochino? Ma ci vogliono risorse, molte risorse, perché bisogna rifarsi un'immagine del paese. Ci sono adesso tantissime iniziative di promozione e di fiere, parlo di Berlino, io sono stato la settimana scorsa a Monaco, c'è il Salone del Mobile, sappiamo quanto vale il Salone del Mobile per il nostro... Che è spostato, ma c'è poi il Mido, anche quello, cioè sono saloni importantissimi per le nostre imprese e che hanno dei risvolti economici non di poco conto, perché se anche tu sposti un evento non è detto che con quel cliente che tu avevi un contatto lo mantenga o si rivolga da un'altra parte, quindi c'è anche la concorrenza, sapete il mondo del commercio, della produzione vive di questo, e quindi all'estero stanno godendo tra virgolette di questo. C'è chi ne approfitta sì, perché indubbiamente è un'opportunità che si apre, no? E quando tu hai un concorrente potenziale come l'Italia, che è il secondo paese manifatturiero con la sua capacità di personalizzare i propri prodotti, di lavorazione, indubbiamente la crisi c'è anche qui, ma c'è anche negli altri paesi, quindi mercati nuovi e opportunità nuove. Queste le parole del Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno e Presidente di Union Camere del Veneto, Mario Pozza, che fa il punto di tutto quello che ci siamo detti prima della pausa pubblicitaria. C'è l'allarme, ed è un allarme che poggia su fatti concreti, su dati che stanno diventando per l'appunto preoccupanti. Risponde a strettissimo giro di posta il sottosegretario all'interno Achille Variati. Ho ascoltato, dice Variati, con molta attenzione le parole di forte allarme riportate dalla stampa territoriale veneta. In particolare i mondi produttivi e le associazioni di categoria paventano il rischio che ancora più gravi delle conseguenze mediche siano quelle socio-economiche. È lo stesso timore che ho anch'io. Alla risposta decisa sul fronte sanitario con misure che non hanno pari per rigore a livello europeo, dobbiamo ora affiancare una forte risposta all'altro versante della crisi, quello dei danni che stanno subendo e subiranno interi comparti della nostra economia, in Veneto come in Lombardia, come in tutta Italia. Queste le parole del sottosegretario all'interno Achille Variati. Quindi l'emergenza sanitaria è anche e soprattutto forse in questo momento emergenza economica. Ieri a Mestre lo hanno ribadito anche le associazioni di tutto il Veneto. Lunedì primi fra tutti erano stati i rappresentanti della Confcommercio veneziana, i rappresentanti degli esercenti, ma di tutte le categorie economiche, anche quelle di San Donà, di Jesolo, di tutto il litorale veneto, che deve in qualche modo ancora rialzarsi dai danni del 12 novembre, dell'acqua
dell'acqua granda, soprattutto in termini di danni per l'appunto di immagini. Io pregherei la regia di mandare un ultimo servizio prima di lasciarci, che fa un po' il punto della situazione nell'Alta Padovana. Ancora qualche nuovo caso di positività al coronavirus registrato in provincia di Padova in giornata. Sono i sindaci ad annunciarlo e sono tutti collegati al focolaio di Limena, che nel pomeriggio registra ufficialmente 8 casi. Positiva anche una bambina di 8 anni che vive in un comune della provincia, che comunque sta bene, non ha sintomi ed è a casa. Probabilmente i suoi compagni di scuola saranno sottoposti al tampone. Ci sono 2 casi annunciati dal sindaco di Curtarolo, Alta Padovana, e un caso di positività a San Giorgio in Bosco, già in isolamento preventivo. La persona sta bene, non presenta sintomi. Il ceppo virale è riconducibile al focolaio di Limena. Invito alla calma da parte del sindaco. Dico ai cittadini di stare molto tranquilli e molto sereni, la situazione è sotto controllo, gli organi competenti sono già stati avvertiti, anzi ci hanno avvertito della presenza di un caso nel nostro territorio comunale, un paziente asintomatico positivo al tampone. La signora non ha nessun sintomo, non ha febbre, non ha niente, sta bene, è ovviamente in quarantena preventiva. Il sindaco di Limena intanto ha annullato l'ordinanza che prevedeva la chiusura del distretto sanitario, che è stato sanificato dopo che un uomo di 68 anni si è sentito male mentre attendeva una visita. Ora è ricoverato in terapia intensiva a Padova, positivo al coronavirus. Degli 8 pazienti complessivi di Limena, 7 sono seguiti nelle proprie abitazioni. Ecco, dunque questo è il punto della situazione nell'Alta Padovana. Non è più solo Voi Euganeo, c'è un cluster, così abbiamo appreso, così abbiamo imparato a definirli anche nella zona di Limena, 8 i casi. Ma facciamo un po' il punto in chiusura di quello che è successo nella giornata di oggi. Partiamo dalla fredda contabilità. In tutto il Veneto i contagi sono saliti a 87, con nuovi pazienti quindi a Limena, Treviso e pare anche appunto a Chioggia. Le ultime notizie sui casi in Veneto sono appunto riportati dai principali media anche locali, dalle agenzie regionali. Ecco, per quanto concerne Treviso ci sono 12 tamponi positivi tra i 30 effettuati dopo la morte di Adriana Mangiò di Paese, che risiedeva appunto in via Piave, che era ricoverata nell'unità operativa di geriatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Oltre alla Mangiò sono stati rilevati sulle persone venute a contatto con lei, con la Mangiò, nell'ambito ospedaliero e residenziale, quindi nel reparto di geriatria dove Mangiò si trovava dal 7 di febbraio e poi appunto nel condominio dove la signora abitava. Le positività si riferiscono quindi a 10 operatori dell'ospedale, 4 medici, 2 infermieri, 4 operatori, alla badante dell'anziana e a un contatto stretto residente nello stesso condominio di Paese in via Piave. Tutte le 12 persone positive, 11 delle quali residenti nel Trevigiano e una nel Bellunese, sono attualmente asintomatiche e stanno bene. Per loro è scattato prudenzialmente l'isolamento domiciliare. Saranno monitorate dal servizio di igiene pubblica. Un medico in servizio all'ospedale Cafoncello che ha lavorato in geriatria è stato trasferito all'unità operativa malattie infettive, questo già lo sapevamo, dell'azienda ospedaliera di Padova, mentre un infermiero in servizio all'ospedale civile di Venezia residente al Cavallino è stato contagiato ma non ci sono sintomi ed è in isolamento a casa. Quindi questo è il punto della situazione alle 20:57 del 26 febbraio 2020. Quindi questo è lo stato dell'arte. Io vi ringrazio per l'attenzione, per le tante domande che ci avete posto anche oggi. Per tutto il giorno i telefoni di Antenna 3 Nord-Est non hanno smesso di suonare, tante le vostre domande, le vostre preoccupazioni, tanti i vostri interventi sempre molto costruttivi. Io vorrei ringraziare la struttura tecnica che
ci ha permesso questa lunga diretta, Andrea Basso, Tony Esposito, Francesco Ceron, Renato Capoia, Paola Barbato, i tecnici, Alice Montagnier con il supporto di Alice Montagnier preziosissimo e Paolo Botero del coordinatore tecnico. Una grande squadra che ha permesso, che ci permette appunto di andare in onda e di proporvi le ultime notizie verificate e reali. Da parte mia l'augurio è quello di un buon proseguimento di serata, grazie davvero per l'attenzione.